Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di Federterziaria Agricoltura sul mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare in Calabria. Oggi è una puntata speciale perché vogliamo dedicarla, grazie anche ad Agricoltura che ci ospita, a dei temi particolari che, soprattutto in questo periodo di pandemia, sono molto cari ai nostri agricoltori, e ne parliamo con il senatore Luca De Carlo, che è responsabile nazionale agricoltura di Fratelli d'Italia, non solo ma è anche membro della Commissione Bilancio. Buongiorno senatore e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Assolutamente. Poi soprattutto noi qui in questa trasmissione ci occupiamo prevalentemente di agricoltura, che è un tema che sappiamo anche a lei molto caro e che la vede in prima linea, soprattutto in questo periodo in cui fra emendamenti, nuove disposizioni di legge e anche quello che ci attende da quelli che saranno i risvolti della nuova programmazione europea, e quindi il nostro invito è proprio rivolto ad aggiornarci su quelle che sono le tematiche che vedranno coinvolti tutto il mondo agricolo, non solo calabrese ma anche nazionale. Soprattutto un tema a noi molto caro è quello del discorso della tutela delle produzioni made in Italy. Come lei sa meglio di me, l'Italia è quella che a livello di produzioni certificate, quindi parlando di DOP, IGP o STG, è la seconda nazione europea per quanto riguarda il numero di marchi e quindi il numero di prodotti di eccellenze che sono nel nostro paese e che vengono vendute in tutto il mondo. E quindi quello che le chiedo è, proprio per la tutela del Made in Italy, quali sono le azioni in campo, soprattutto in questo periodo di pandemia, che soprattutto quali sono le proposte che possono offrire una maggior tutela? Beh, guarda, l'argomento è interessantissimo, ovviamente ci coinvolge un po' tutti, tutto lo stivale, dalla Calabria al Veneto alla mia regione, insomma è una tematica sentita in tutta Italia. E cosa possiamo fare? Beh, intanto partiamo dalla fotografia di quello che succede adesso. Insomma, noi abbiamo oltre 100 miliardi di risorse che se ne vanno con l'Italian Sounding. Vuol dire che in tutto il mondo ci copiano le nostre merci per un valore che supera i 100 miliardi. Se voi pensate che gli scostamenti di bilancio, quelli votati, cioè il debito che abbiamo votato e che abbiamo addossato alle prossime generazioni per contrastare la pandemia, fino adesso col voto di qualche giorno fa è arrivato a 200 miliardi. Quindi voi vi rendete conto che metà di quello che abbiamo votato, del debito che abbiamo fatto, è su Italian Sounding. Capite che sono condizioni difficili in cui si muovono i nostri produttori. Detto questo, dobbiamo cercare di mettere in campo le azioni che cercano di quantomeno contenere e frenare. Non riusciremo mai a frenare del tutto questo tentativo di copiarci. Perché? Ma perché da sempre si copia da quelli bravi, e quindi il fatto che ci copino così in maniera copiosa appunto significa che noi siamo riconosciuti come quelli più bravi nel mondo, e qui dobbiamo stare attenti a continuare ad esserlo, mantenendo tipicità e qualità dei nostri prodotti, evitando di andare a farci concorrenza o a fare concorrenza a quei paesi, ahimè, dove la qualità è qualcosa di secondario, perché lì avremo una partita persa. Noi dovremmo continuare a concentrarci sul produrre qualità, e noi che facciamo i legislatori, abbiamo un altro ruolo, quella di tutelare i nostri prodotti. Innanzitutto prevedendo un'etichettatura che sia veramente un'etichettatura efficace. Noi non possiamo ammettere che esistano in Europa, ed oggi ancora ci sono, soprattutto sull'olio, produzione europea. No, noi vogliamo sapere da dove proviene quell'oliva, dove viene lavorata, dove viene trasformata e da dove parte per essere venduta. Io credo che una volta che noi riusciamo a mettere bene in evidenza l'origine di provenienza calabrese, pugliese, italiana, comunque noi sullo scaffale avremmo già un motivo di vendita in più, e quindi le nostre imprese già automaticamente sarebbero tutelate dal fatto che qualsiasi consumatore sa da dove viene quel prodotto. Assolutamente, lei poi ha toccato anche, diciamo, un tasto dolente, che è quello dell'etichettatura. Sa bene che soprattutto negli ultimi mesi si sta parlando di Nutri-Score, questa famosa etichettatura a semaforo che danneggerebbe, anzi danneggia proprio quelle che sono le produzioni a marchio di qualità. Pensiamo ai salumi, pensiamo anche all'olio, come lei stava dicendo prima, che potrebbe rientrare fra i grassi. Tra le altre cose, notizie che leggevamo ieri, addirittura adesso è la Spagna
che ha fatto una proposta proprio per escludere quelle che sono le certificazioni dal Nutri-Score. Quindi come ci si sta muovendo adesso proprio su questo tema, che forse è quello che è più caldo riferito all'etichettatura in questo periodo? Guardi, con me sfonda una porta aperta, perché sono stato io, a prima firma mia, a far votare la mozione poi a tutto il Parlamento a febbraio ancora dell'anno scorso, dove tutto il Parlamento italiano si dichiarava contro il Nutri-Score. Da quel momento però non è che il governo abbia brillato per particolare intraprendenza su questo tema, anzi abbiamo probabilmente lasciato che questo tema fosse ancora controllato e dominato dalle grandi multinazionali, che hanno trovato in qualche stato, la Francia e la Germania per esempio, degli alleati comodi, che sono riusciti a far passare il messaggio che i nostri cibi, cioè i cibi che sarebbero a semaforo rosso, cito il grana padano, l'olio e quant'altro, sarebbero dannosi per la salute e quindi da bollinare come cibi insalubri. Io credo che tutto ciò sia folle, lo sia perché è evidente uno squilibrio a favore di quelle grandi multinazionali che invece produrrebbero cibo sintetico a scapito delle nostre produzioni, e è un attacco evidente alle produzioni soprattutto italiane, ma anche gli spagnoli ormai se ne sono accorti, perché se il governo fino a pochi mesi fa era supportato anche dall'associazione di categoria rispetto a questo tema, oggi ci siamo resi conto che i consorzi, soprattutto quelli di produttori, si rendono conto che è una grandissima fregatura fare in modo che il prodotto sintetico costruito da multinazionali supportate da grosse finanziarie nel nord Europa possa essere favorito rispetto a cibi tradizionali, salubri e di qualità come quelli del sud dell'Europa. E non è solo una battaglia tra nord e sud, è una battaglia di civiltà. Noi vogliamo poter continuare a produrre qualità e soprattutto cose sane. Gli altri invece fanno un ragionamento diverso, che è un ragionamento sull'economicità del prodotto e sul lucro. Noi crediamo che davanti a questo ci sia la salute dei cittadini, che certo non si tutela con un'etichetta a semaforo che prende poco in considerazione la vera qualità dei cibi e molto l'economia di qualcuno. Assolutamente, anzi noi riteniamo che sia una battaglia di responsabilità, soprattutto nei confronti da un lato dei consumatori, ma soprattutto di tutti quelli che sono gli attori della filiera. Certo, a me ha fatto piacere che lei lo ha ricordato, il discorso che proprio sul Nutri-Score, per quanto riguarda l'Italia, è stato lei il primo firmatario di quella che è stata l'iniziativa di Stop al Nutri-Score. Quindi anche per far capire a chi ci segue in maniera più chiara quali sono le proposte che spesso, anche come agricoltura e quindi con il suo gruppo di riferimento, vengono portate ad esempio in Commissione Bilancio, in Commissione Agricoltura, e quelle che sono adesso sui temi di cui abbiamo iniziato a parlare adesso. Guardi, io credo che ci sia una battaglia che è la madre di tutte le battaglie. Io credo che l'agricoltura com'è oggi abbia bisogno del sostegno, è evidente, dello Stato e dell'Unione Europea, ma per un semplice motivo, perché agli agricoltori e soprattutto ai produttori, anche quelli che sono organizzati in filiera, purtroppo spessissime volte non è riconosciuto un prezzo equo e giusto per il loro lavoro. Non è possibile che ci sia chi lungo la filiera speculi fortemente sui prezzi, a danno soprattutto di agricoltori e produttori che si trovano invece ad avere margini bassissimi per il loro lavoro e quindi sono ricattabili e assolutamente, in balia, uno, dei prezzi, che guarda caso oscillano in maniera assolutamente disconnessa rispetto al mercato. Faccio un esempio su tutti: la grande distribuzione nell'affrontare l'ultima pandemia non è quella che ha visto il loro reddito diminuire, però segno che c'è stata una forte richiesta, tutte hanno segnato, le realtà hanno segnato un segno positivo, però questo non ha avuto un riflesso sui prezzi, anzi purtroppo i prezzi pagati ai produttori si sono sempre abbassati, quindi vuol dire che non è legato all'economia, è legato forse a qualcosa che è più vicino alla speculazione. Noi dobbiamo riuscire a lavorare perché al di là dei sostegni che possono accadere nei momenti di difficoltà, quando il mercato penalizza... E su questo ci arriveremo fra poco, ci arriveremo al discorso sostegno. Però noi dobbiamo essere in grado di sapere e partire dal presupposto che ogni prodotto deve avere un prezzo equo, altrimenti qualsiasi battaglia è una battaglia a perdere, perché qualsiasi posto del mondo noi troveremo qualcuno in grado di produrre a un prezzo inferiore.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Lei ha toccato anche un'altra nota che vedrà coinvolto tutto il mondo agricolo da qui a pochi mesi, quantomeno dal punto di vista della programmazione, ovvero l'Europa. L'Europa che in questo periodo sta affrontando tre grossi temi, potremmo dire, o meglio tre pilastri, che sono quelli legati al cosiddetto Green Deal, questa diciamo, riforma verde fortemente voluta dalla Presidenza della Commissione europea, che però deve essere coniugata con quello che è il percorso della nuova PAC e successivamente con quello del recovery plan. Quindi partendo diciamo, con un minimo di ordine, quindi com'è possibile coordinarla con il discorso della nuova PAC, cosa ci aspetta con questa nuova PAC, cosa aspetterà i nostri produttori con quella che è la nuova politica agricola comunitaria 2021-2027, anche se sappiamo che partirà con ritardo, però è denominata 2021-2027. Sì, partirà con ritardo perché ovviamente si è, causa pandemia, protratto la vecchia PAC. Ecco, io credo che dopo che la Commissione europea ha licenziato la strategia Farm to Fork, si debbano alzare le antenne, non perché all'agricoltore italiano non interessi l'ambiente e il mondo in cui vive, anzi, bisognerebbe riconoscere il fatto che l'agricoltura italiana è l'agricoltura più green, ma penso alla Calabria stesso, il 50% delle produzioni di olio sono biologiche, avanguardisti rispetto ad altre nazioni, ad altri posti dove il biologico è molto meno sensibile. Paradossalmente sono quelle nazioni che oggi hanno meno, diciamo così, sensibilità ambientale a pretendere che l'Italia si adegui a una sensibilità ambientale che loro ancora non hanno. Cioè, se prendessimo l'esempio italiano e trasferissimo l'esempio italiano su tutto il resto d'Europa, raggiungeremo gli obiettivi molto più facilmente, molto prima rispetto che con misure draconiane che magari il Farm to Fork vorrebbe. Perché noi dobbiamo ricordare sempre a tutti che noi siamo in un pianeta limitato, con risorse limitate, mentre la popolazione aumenta e quindi qualcuno alla popolazione in aumento dovrà dare da mangiare, dovrà dare delle risposte. Quindi questa ideologia, io non la chiamo più una religione verde, perché va al di là addirittura dell'ideologia, non prende in considerazione lo stato dell'arte, non prende in considerazione il fatto che siano proprio gli agricoltori i presidi più verdi che abbiamo in Italia. È universalmente dimostrato, non c'è un agricoltore che abbia interesse nell'avvelenare il proprio campo, non ne conosco uno, perché l'agricoltore fa l'agricoltore da sempre, al di là dei grandi gruppi che magari si stanno appropriando dei terreni e quindi fanno altre considerazioni, ma l'agricoltore che sa quanto sia importante conservare e custodire la natura sicuramente non farebbe mai nulla per avvelenare il terreno. Quindi in Europa, prima che in Italia, dobbiamo rimanere molto vigili, ma il gruppo di Fratelli d'Italia in Europa lo è stato, bocciando addirittura la nuova proposta di PAC che veniva appunto da queste mere ideologie, perché dobbiamo rimettere al centro gli agricoltori e questa è una vera rivoluzione verde, non la rivoluzione fatta dai burocrati europei, la rivoluzione verde che prende gli agricoltori italiani e li cita come esempi. Assolutamente sì, poi diciamo che il commissario europeo all'agricoltura in questo momento, che è un polacco, almeno da quelle che sono le indicazioni e i fatti per quanto riguarda i provvedimenti, un po' più rivolto verso l'industria alimentare e non verso l'agricoltura, ma tra le altre cose io le parlo di un territorio come quello della Calabria dove l'agricoltura è molto frammentata, nel senso che appunto ci sono i cosiddetti piccoli agricoltori o quelle piccole realtà che comunque hanno anche un onere molto gravoso sulle spalle, che è quello della tutela del territorio, quindi appunto una PAC che va a penalizzare questo tipo di agricoltori poi finirà per creare l'abbandono delle terre e dall'abbandono delle terre poi derivano altri tipi di dissesti che sono molto più gravi per un territorio come quello italiano e come quello calabrese. Guardi, con me anche qui sfonda una porta aperta. Io vivo in un territorio montano che è quello di Belluno, che vive lo spopolamento ormai da anni. Tutti i dati e tutti gli indicatori ci dicono che se 30-40 anni fa il 30% solo della popolazione viveva in città e il 70% nelle aree rurali, gli stessi dati ci dicono che se non invertiamo la tendenza, tra 30 anni la percentuale sarà rovesciata. 30 vivranno nelle aree rurali e 70 nelle città. Vuol dire che quel 30% di popolazione che vive nelle aree rurali dovrà occuparsi
di mantenere il territorio per gli altri 70% di popolazione che vive nelle città. È un compito gravoso, è un compito che non si può fare se non con strumenti nuovi ed emergenziali, e è un compito che è diffuso su tutta la penisola. Io gli ulivi in Calabria, il 48% dei quali si coltivano su appezzamenti che hanno meno di 5 ettari, Esatto. Anche proprio per la fermentazione che citava lei prima. Ma è la stessa cosa che si vive in altre parti d'Italia, perché la nostra forza è sempre stata il diversismo, è sempre stato il piccolo appezzamento, la peculiarità del prodotto, la specificità del prodotto. Quella è la nostra forza. Quella ha un prezzo in più, perché è evidente che la cultura intensiva è diversa dalla cultura biologica, dalla cultura ad OPGP, insomma da prodotti di nicchia, però quella è quella che esalta la nostra diversità. Insomma, È il nostro valore è noto aggiunto. a tutti che lo stivale sia bello perché è diverso, e anche i prodotti riflettono questa diversità, che è il nostro valore aggiunto, quello che ci deve consentire. E guardate che i dati anche in Calabria lo dicono chiaro, cioè il mercato delle olive l'anno scorso si ferma, e dell'olio, non solo perché manca il canale Oreca, manca anche tanto risorse che derivavano da quei turisti che la Calabria frequentavano. Sono 400 milioni di perdita, sono perdita anche sul fatto che il turista se ne andava con la bottiglia di olio della Calabria perché lo riconosceva come un tratto distintivo di quel territorio. Assolutamente sì. E allora qui c'è anche l'altra scommessa che ci viene sempre dall'Europa e che lambisce non poco l'agricoltura, ovvero il recovery plan. Allora a questo punto come indirizzare correttamente questo tipo di risorse a favore dei nostri agricoltori? Ecco, vogliamo dirlo che se il 37% delle risorse del recovery plan, che sono soldoni, perché sono circa 60 miliardi, devono andare all'ambiente, al miglioramento dell'ambiente, non possono essere, anziché le grandi ditte o i gruppi che tenteranno di appropriarsi di queste risorse, non possono essere risorse proprio per il principio che dicevo prima, cioè che si deve ridare centralità all'agricoltura, non possono essere risorse che vanno direttamente agli agricoltori, anche in forma associata, dov'è il problema? Ma non possono essere risorse che targetizzano subito gli agricoltori, ma perché? Perché dobbiamo sancire il principio che l'agricoltore è diventato un custode del nostro territorio. Allora se l'agricoltore è un custode del nostro territorio e costa anche meno rispetto agli interventi di emergenza, perché un custode fa prevenzione, quindi ha un costo minore, perché non dovremmo prevedere che all'interno di quel 67% una grande quota sia destinata all'agricoltura? Io credo che questo sia la cosa più green che potrebbe fare l'Europa, riconoscere all'agricoltore la denominazione di custode del territorio e quindi riuscire a fare in modo che l'agricoltore stesso sia intestatario di quei fondi che arrivano dall'Europa. Altrimenti noi percepiremo sempre l'Europa come qualcosa di lontano, di distante, che non risolve i nostri problemi, anzi, come nel caso dei vaccini, magari ce li aumenta. Assolutamente sì. Beh, soprattutto perché in questo periodo di pandemia spesso si è parlato che l'agricoltura ha fatto gli sforzi più di altre categorie perché è stata aperta, perché comunque ha creato quello che era un indotto di sostegno a tutte le altre categorie. Però forse si dimentica, o meglio spesso si è dimenticato, ne abbiamo parlato anche nella nostra piccola rubrica con altri rappresentanti di associazioni di categoria con cui spesso ci siamo coordinati anche per offrire a voi in Commissione Bilancio, in Commissione Agricoltura una serie di spunti per eventuali emendamenti, ma proprio la problematica legata che sì, l'agricoltura è stato uno di quei settori aperto, però è stato anche uno di quei settori che ha sofferto perché il canale primario di approvvigionamento delle aziende agricole è costituito dalla ristorazione, è costituito dalla piccola distribuzione per la frammentarietà di cui parlavamo prima. E allora in questo quadro in cui comunque l'agricoltore ha subito un danno ma come si dice a testa bassa ha continuato a lavorare nonostante le difficoltà, noi vediamo che attraverso anche quelle che sono le misure del decreto sostegni un po' l'agricoltura è stata trascurata a metà, ovvero ci sono stati alcuni comparti che vengono da quelli dell'emergenza Covid che hanno avuto una serie di possibilità, penso a chi seppur non sufficienti al settore florovivaistico, ma ci sono stati altri comparti che sono stati totalmente esclusi, pensiamo appunto a quello olivicolo. E allora in questo quadro come si può operare in ambito del decreto del DL Sostegni, ma soprattutto in quello che ci aspetta, qual è l'azione che bisogna portare avanti e che si sta portando avanti per fare dei correttivi?
Allora, partiamo dal presupposto che il decreto sostegni è un decreto assolutamente insufficiente, non solo per l'agricoltura, ma per tutte le categorie produttive. La CGA di Mestre stima che le perdite di fatturato che ci sono state in Italia dalle aziende è di 450 miliardi e solo il 4% del fatturato è stato ristorato. Quindi è un problema generale. È chiaro che però l'agricoltura parte da un altro presupposto, e cioè che il governo crede che siccome l'agricoltura e gli agricoltori non si sono mai fermati, e cioè hanno lavorato garantendo che ci fosse il cibo sugli scaffali per tutti durante la pandemia, non avessero bisogno di nessun aiuto e di nessun supporto. È vero, ci sono stati alcuni tentativi come quello dei bonus riservati ai ristoratori che acquistavano il prodotto italiano, in realtà molto tardi e con risorse che una volta È poco sfruttato, le posso dire, almeno qui sul territorio è stato un flop. È stato un flop perché al di là e anche quelli che l'hanno sfruttato poi non hanno visto arrivare le risorse perché il governo dice che è colpa del sito di poste che non riesce ad erogare il contributo. Beh, io credo che ci sia una atavica difficoltà di tradurre, di mettere a terra le risorse, tant'è vero che dei 200 miliardi che citavo prima solo il 45% ha avuto i decreti attuativi e quindi è evidente che c'è proprio una difficoltà ad affrontare momenti emergenziali con strumenti ordinari. Detto questo, ripeto, l'agricoltura è stata lasciata in un angolino, addirittura è stata penalizzata mentre tutti gli altri stati organizzavano corridoi verdi per far arrivare i dipendenti per il periodo della raccolta, soprattutto al nord Italia ma anche al sud. Il nostro ministro degli esteri invece non aveva organizzato assolutamente nulla se non una sanatoria per migranti che si è rivelato un vero e proprio flop perché solo il 15% dei migranti ha regolarizzato la loro posizione. Anche qui si è scelta un metodo ideologico e non reale, non ultimo quello di poter pensare che chiunque fosse in grado di lavorare nei campi. L'agricoltura è un settore ormai specializzato, o uno ha conoscenza di quello che va a fare, non è più l'ultimo posto dove uno va a lavorare quando non ha trovato nulla, perché è il posto più di fatica perché la terra è bassa. Ormai è anche l'operaio, un operaio specializzato, quindi si è creduto di poter in maniera così aleatoria pensare che l'agricoltura e i problemi si risolvessero così, mandando la gente nei campi. E in realtà poi non si sono nemmeno dati gli strumenti, perché la reintroduzione del voucher è stata fortemente osteggiata da quelle categorie sindacali che avevano fatto di tutto per abolirlo. Quindi si è lasciato l'agricoltura allo sbando e alla mercé, come prima dicevo, della grande distribuzione che ha speculato fortemente sui prezzi e ha visto aumentare i propri compensi a scapito di tanti produttori che invece non si sono mai fermati e che non hanno visto mai nemmeno un ristoro proprio per il fatto di non essersi mai fermati. Credo però che il tutto a bocce ferme, sperando che tante aziende riescano a sopravvivere a questa crisi, perché ci dicono che il 50% di aziende sul territorio nazionale questa crisi non riuscirà a sorpassarla, bisognerà fare un piano nazionale per l'agricoltura. Noi non possiamo andare avanti. Sì. Non possiamo andare avanti pensando di legiferare sull'emergenza e dedicare risorse all'agricoltura solo nel momento che c'è qualche disastro. Va fatto un piano serio per capire qual è l'agricoltura italiana e dove vogliamo arrivare con l'agricoltura, anche alla luce dei nuovi cambiamenti climatici che, è vero, mettono in difficoltà sia con l'importazione di batteri da altri paesi, sia per effetto del maggior calore, mettono in difficoltà anche tante culture che si devono spostare ovviamente verso nord. Assolutamente sì. Guardi, senatore, da parte nostra, anche come associazione di categoria, innanzitutto grazie per l'ascolto che ci ha sempre riservato quando siamo stati propositivi in alcune delle questioni e certamente per il futuro e per quello che riguarda la parte che sarà successiva al post pandemia, come proposte assolutamente faremo in modo da avere un ventaglio che possa tutelare al meglio quelli che sono i nostri agricoltori. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, io la ringrazio di essere stato con noi e naturalmente a una prossima occasione di approfondimento. Sono io che vi ringrazio e viva l'Italia, viva la Calabria. Grazie, grazie. E allora con questo saluto diamo la linea adesso a Maria per il consueto scadenzario.
Grazie Giovanni. Cari amici, vi ricordo alcune importanti scadenze. Vi informo che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i precompilati utili alla presentazione delle dichiarazioni 730. Potrete così iniziare a recarvi presso i CAF per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Vi ricordo che il nostro CAF convenzionato è a vostra completa disposizione, sia per chiarimenti che per l'elaborazione dei dichiarativi. Ricordo che fino al 30 aprile è possibile presentare domanda per il reddito di emergenza. Per la verifica dei requisiti, la presentazione della domanda, nonché per la verifica delle ISEE e delle eventuali cause di esclusione, vi offriamo il nostro completo supporto presso i nostri uffici CA. Infine vi ricordo che entro il 15 maggio 2021 presso i nostri uffici CA è possibile presentare domanda unica. Sono tenuti a presentare domanda tutti coloro che sono in possesso di titoli PAC e di fascicolo aziendale. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invito a seguirci sul nostro sito www.icrcalabria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Arrivederci e alla prossima puntata.